territori legati al controllo delle varie tribù o delle varie milizie. Quindi una situazione totalmente fuori controllo. Ho ricordato la Somalia perché è il paragone più vicino, solamente che in questo caso è molto vicino anche dal punto di vista fisico al nostro paese, perché le coste della Libia distano solamente 400 chilometri, come ben vediamo. È una terra dove non ci sono più confini, perché i confini meridionali sono confini aperti, quindi i confini che danno verso l'Africa sono confini su cui nessuno controlla il transito e su cui operano milizie al-qaediste e trafficanti di vario tipo che commerciano dalla droga alle armi agli uomini. È una terra dove i porti non hanno, come vediamo, alcun controllo se non quello delle varie milizie che utilizzano i trafficanti di uomini, che pagano le loro percentuali per portare uomini verso l'Italia, verso l'Europa. È un paese dove dagli stessi confini aperti a sud invece transita la grande marea di profughi che converge verso l'Italia per arrivare in Europa. Da dove è iniziato tutto ciò? Tutto ciò è iniziato ovviamente con la caduta di Gheddafi, quella caduta che nei sogni di qualcuno doveva portare la libertà e la democrazia, che invece ha portato il caos e il dominio delle milizie e il ritorno al potere praticamente ha garantito un grosso vantaggio a quelle milizie islamiste che Gheddafi aveva sempre schiacciato e tenuto sotto il tallone. Come è successo questo? È successo che dopo il governo, dopo la caduta di Gheddafi, c'erano state delle elezioni nel 2012, elezioni vinte non dalle forze islamiste ma da delle forze laiche, che sono state estromesse con l'inganno e con la forza delle armi. Ci sono state nuove elezioni che si sono tenute pochi mesi fa, lo scorso giugno, elezioni in cui le forze laiche hanno nuovamente vinto e a quel punto sono state estromesse totalmente dalla Libia con la forza delle armi, e oggi abbiamo un piccolissimo Parlamento frutto di quelle elezioni, governato dalle forze laiche, che si ritrova a Tobruk, e dall'altra parte invece questo piccolo Parlamento non controlla nulla. Abbiamo un altro Parlamento, quello vecchio, che è controllato dagli islamisti, che controlla Tripoli e dintorni, ma ovviamente anche questo è controllato dagli islamisti, e tutto il resto del territorio è invece nel caos più assoluto. Quindi qual è il rischio? Il rischio è chiaramente per noi che siamo per l'Italia, il principale rischio è ovviamente, lo vediamo ogni giorno, afflusso di centinaia di migliaia, 140.000 uomini attratti dall'operazione Mare Nostrum, che garantisce la salvezza e quindi l'arrivo sulle nostre coste, ma c'è anche il rischio di transito di qualsiasi tipo di merce o di personaggi su quelle stesse barche che arrivano sui nostri territori, considerando che Al-Qaeda è ben inserita in questo traffico di uomini e di disgraziati. Sulle nostre coste possono arrivare potenziali terroristi. Ma l'altro rischio, perché ricordiamoci che per noi la Libia è un interesse strategico, è quello di perdere qualsiasi controllo del petrolio. In questo momento, per uno gioco di scontri locali e di posizionamento dei pozzi, l'ENI continua, pagando delle tribù locali che non sono islamiste e che sono contrarie agli islamisti, continua a garantirsi l'afflusso di petrolio e di gas, ma ovviamente questo è tutto legato all'incertezza, è legato a una situazione momentanea, non sappiamo fino a quando questo potrà durare. E dall'altra parte ovviamente c'è il rischio di un ancora ulteriore peggioramento della situazione, che si può portare addirittura a fronteggiare episodi di pirateria, come successe con la Somalia, o cose ancora più gravi. Come è potuto succedere questo? È successo per l'incuria più totale, in primo luogo, di un governo come quello italiano, che, avendo degli interessi strategici
in quella situazione, doveva vigilare. Gli Stati Uniti avevano del resto delegato informalmente, non formalmente, ma informalmente, dicendo agli italiani: siccome siete quelli che conoscete meglio il paese, cercate di vigilare e farci capire cosa sta succedendo. Tutto questo è successo fino all'inizio di quest'anno, da febbraio con il nuovo governo non è successo più nulla, l'Italia non ha più prestato attenzione, anzi ha ignorato quello che succedeva in Libia, non ha fatto minimamente pressione sulle autorità internazionali quando le forze laiche sono state cacciate con la forza delle armi, e anche quando l'Egitto e gli Emirati Arabi sono intervenuti bombardando le postazioni dei fondamentalisti islamici che combattevano contro le forze laiche, l'Italia, invece di farsi avanti per chiedere un intervento a fianco dell'Egitto, a fianco degli Emirati Arabi, per garantire le forze laiche, si è voltata dall'altra parte e ha lasciato che tutto questo succedesse. Ora il risultato è questo: abbiamo una nuova Somalia di fronte alle nostre coste. Ecco Gian, questa è una bellissima panoramica dall'alto. Io invito gli ascoltatori che volessero approfondire poi ad andare sul sito www.gli-occhi-della-guerra.it, quel sito vi ho raccontato più volte, dove si finanziano direttamente tramite i lettori i reportage. Ora ce n'è un altro in corso con Fausto Biloslavo in Afghanistan. Esatto. Detto questo, però, Gianni, io ti volevo chiedere se ci vuoi anche raccontare qualcosa in prima persona, cioè spostando la telecamera proprio in soggettiva, che ti sei portato a casa da questo viaggio in Libia che hai fatto, e farci intendere magari con qualche flash, con qualche immagine, qual è la situazione della vita spiccia, come facevi a spostarti, quanti passatori ci sono che gestiscono questo traffico di esseri umani? Beh, la prima cosa molto interessante da raccontare è che gli stessi funzionari che erano preposti, gli stessi funzionari del Ministero dell'Interno, che erano presenti già a gennaio e febbraio in Libia, sapevano esattamente quello che stava succedendo. Loro stessi me l'hanno detto nell'ambito di alcune conversazioni informali: Mare Nostrum non è una soluzione ai problemi dell'immigrazione, ma anzi al contrario, è una calamita, perché qui in Libia stiamo assistendo all'afflusso, all'arrivo di gente in numero incredibile rispetto al passato, che arriva da zone che non avevano mai interessato la Libia, da paesi da cui non erano mai arrivati, perfino dall'estremo oriente, perché si è sparsa la voce da ottobre, quando è stata messa in piedi Mare Nostrum, che d'ora in poi arrivare in Italia sarà facile, perché basta chiamare soccorso e si viene salvati. Quindi questa era una situazione che era ben chiara al nostro Ministero degli Interni sin dallo scorso febbraio, eppure, nonostante questo fosse ben chiaro, non è stato fatto nulla per fermare questa tendenza. L'altra cosa paradossale, di cui mi sono reso conto visitando i centri di accoglienza, non i centri di accoglienza, i depositi di esseri umani, i depositi di disgraziati, in cui questi disgraziati vengono tenuti prima di poter accedere alle barche, dove devono pagare a colpi di $1.000, $1.500 il passaggio, vengono tenuti in veri e propri depositi, case alla periferia di Tripoli, dove l'unica assistenza, dove era facile arrivare, dove era facile accedere, ma dove l'unica assistenza non era data dall'Alto Commissariato dei Profughi, tanto per intenderci, quello che ha sempre accusato l'Italia di respingere i profughi, o di non dare sufficiente assistenza, o di condannarli a morte in mare, o di non assisterli, perché le Nazioni Unite non c'erano, erano assolutamente assenti da questi centri di assistenza. L'unica e sola persona che dava assistenza a questi disgraziati, riuniti in questi depositi umani nelle condizioni che vi lascio immaginare, era una suora della nostra Chiesa Cattolica di Tripoli, che 2 volte alla settimana andava a portare medicine e assistenza in questi depositi umani, dove la scabbia e le varie malattie erano all'ordine del giorno e ovviamente toccavano tutti questi disgraziati. Per il resto è un paese, come vi dicevo, che è in mano alle milizie. Io per spostarmi
per spostarmi nelle varie zone del paese ho dovuto affidarmi alle milizie armate che mi hanno portato ora da una parte, ora dall'altra, e nelle varie zone, a Zuara ad esempio, la Zuara che è la capitale del traffico di esseri umani, perché lì devi arrivare se vuoi partire da una spiaggia. Zuara è una piccola città, è una città, un porto che si trova tra Tripoli e la Tunisia. A Zuara ti spiegano con assoluta chiarezza come si fa ad arrivare in Italia. Ci sono le spiagge assegnate ai vari gruppi più o meno specializzati nel traffico di uomini, che sono appunto come varie zone di parcheggio. Da lì sono varie zone di partenza in cui i profughi partono verso l'Italia a seconda delle diverse organizzazioni che si occupano del loro traghettamento. Cosa che mi veniva segnalata già a febbraio era che in questa operazione di trasporto di esseri umani, di traffico di esseri umani, era entrata prepotentemente Al-Qaeda, che era quella che controllava gran parte delle zone meridionali del paese, e che quindi erano i terroristi a garantirsi la maggior parte degli introiti di questo traffico di esseri ecco, questa brevi flash, insomma, la situazione che forse non conosciamo della Libia. Ecco, quest'ultimo dato poi è di nuovo un dato che fa forse più preoccupazione addirittura della singola infiltrazione del lupo solitario terrorista. Questo traffico di esseri umani che con le migliori e peggiori intenzioni Mare Nostrum comunque sia ha agevolato, ha incoraggiato, è una sorta di business per lo stesso terrorismo, è la cassaforte, la produzione di profughi, diciamo. Diciamo che da una parte abbiamo incentivato l'arrivo di profughi da tutto il mondo, non lo dico io, lo dicevano gli stessi funzionari italiani, insomma. E dall'altra parte contribuiamo al finanziamento di organizzazioni che potrebbero un giorno decidere di colpire l'Italia o altri paesi occidentali o altri paesi europei, perché ovviamente è molto facile mescolare, anche se i terroristi hanno anche altri mezzi per arrivare in Europa, ovviamente, però diciamo che il mescolarsi ai profughi potrebbe essere un'idea, potrà essere che sia del successo, ma soprattutto contribuiamo a finanziarli, perché aprendo le porte, garantendo che sempre più persone transitino dai confini meridionali della Libia, pagando per arrivare poi ai porti sul Mediterraneo da cui arriveranno, e questi soldi vengono pagati a organizzazioni anchediste, contribuiamo indirettamente al finanziamento del terrorismo con la mancanza di controllo del Mediterraneo. Ecco, un'ultima domanda che ci arriva da un ascoltatore che ci ha scritto per SMS e ci scrive: vorrei chiedere a Michele Sin se l'inizio della fine della Libia di Gheddafi è imputabile all'intervento francese e quindi poi NATO, oppure se era un declino che era già iniziato e quindi sarebbe stato in qualche modo, comunque ci si sarebbe trovati lo stesso nella situazione attuale anche senza l'intervento occidentale. Sicuramente Gheddafi dopo 40 anni di governo era un uomo al declino, ma era anche un uomo che aveva cercato di preparare una transizione, soprattutto con il figlio. Saif Gheddafi, che aveva iniziato una trattativa con le forze islamiste, una trattativa che aveva portato alla liberazione di varie forze islamiste, ovviamente sotto controllo, e quindi si pensava a una lenta transizione che comunque avrebbe garantito il controllo del paese. È chiaro che invece l'accelerazione dei tempi innescata dall'intervento francese era rivolta a provocare la caduta repentina di Gheddafi, il tentativo di impossessarsi di alcune delle risorse economiche, degli interessi strategici dell'Italia, ma ha di fatto prodotto il caos e il disordine più totale, ed è all'origine di quello che è successo dal 2011 ad oggi. Va bene, Gian Michele Sin, grazie mille di questa panoramica veramente preziosa, perché ha illuminato delle parti che assolutamente non avevamo altro modo di conoscere se non sentendo chi è stato sul campo. Sei in partenza per qualche altra missione? Sì, sono in partenza, ma ve lo racconterò quando sarò sul posto. Va bene, va bene. Di questi tempi è meglio va bene. una certa discrezione.
Va bene, va benissimo. Alla James Bond, va bene, noi ti sentiremo. Grazie mille intanto, Gianmichele. E in bocca al lupo ovunque tu debba andare. Esatto, che per l'appunto il lupo. Abbiamo parlato di immigrazione. Però c'è un fenomeno che noi non trattiamo molto spesso. No, il fenomeno delle immigrazioni che comincia a assumere una dimensione preoccupante, perché con la disoccupazione giovanile galoppante, la situazione di crisi economica e non solo, io penso che non moriremo di fame, ma forse di pazzia se andiamo avanti così con i Mare Nostrum e di andare. C'è il fenomeno delle immigrazioni, ovvero che tanti giovani, spesso anche quelli più qualificati, ma non solo, lasciano questo paese e vanno a cercare fortuna altrove. Per introdurre l'argomento, siccome avremo con tutta probabilità una bella diretta da Berlino, ci ascoltiamo una bella canzoncina. Minutino di questa pubblicità, sì. E poi torniamo e parliamo invece di chi emigra dall'Italia. Cameron di oggi, che ha detto che a Londra ci sono troppi italiani, e ha detto molto chiaramente che vanno rinegoziati i trattati con l'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda la circolazione delle persone. Quindi ha detto
per la Scozia la questione era strappacuore, cioè se se ne andava alla Scozia per me era anche dal punto di vista sentimentale un disagio, mentre invece nell'Unione è una questione di pragmatismo, quindi esclusivamente una questione tecnica, non proverebbero nessun disagio dal punto di vista sentimentale e umano se dovessero mai uscire dall'Unione Europea. Quindi diamo qualche cifra degli diamo italiani. delle cifre terribili, perché sono veramente delle cifre enormi. Allora, oltre ad aver detto che a Londra ci sono davvero troppi italiani, e in effetti è la comunità più numerosa insieme agli spagnoli, ci sono più di 250.000 italiani che vivono a Londra e 500.000 in tutto il Regno Unito. 250.000 vuol dire 2 volte Brescia, quasi 2 volte Brescia, quindi un numero molto, molto importante, e soprattutto la maggior parte sono giovani sotto i 35 anni. Quindi il dato è forte. È una delle più grandi città italiane, Londra. È una delle più grandi città italiane nel mondo, dopo Roma, Napoli, Milano, forse, Genova. Sì, Milano, le grandi, e poi viene all'altezza di Bologna. Questi flussi sono in continuo aumento. In soli 2 anni gli italiani che hanno varcato i confini sono cresciuti del 55%, e per l'Inghilterra l'aumento è stato del 71%. Quindi immaginate che flusso enorme di giovani che si spostano verso le capitali estere. In questo caso le mete privilegiate sono senza dubbio Londra e Berlino. Addirittura la Caritas, l'osservatorio Caritas Migrantes ha detto che quest'anno ci sarà il saldo negativo, cioè vuol dire che le persone che arrivano per una cosa che sembra assurda, ma a quanto pare è così, sono di meno di quelle che se ne vanno, cioè vuol dire che abbiamo un'emigrazione superiore. Io mi chiedo quanto sarebbe alta la disoccupazione giovanile se queste persone fossero rimaste in pancia all'Italia senza andarsene da altre parti. E i cittadini che emigrano di più sono, secondo l'Eurostat, quindi non secondo il giornale di Topolinia, i rumeni, i polacchi e gli italiani al terzo posto. Quindi insomma, al terzo posto le mete di emigrazione più gettonate per gli italiani sono la Germania, la Svizzera e la Francia. Queste sono le 3, ovviamente l'Inghilterra, come già detto. Ecco, sì, però l'Inghilterra è quarta, quindi dobbiamo immaginare, è difficile da censire perché c'è tutto un problema di farraginosità burocratico anche all'estero per censire quanti italiani ci sono. Noi abbiamo il dato di Londra che è tanti italiani quanto a Bologna, ma le stime dicono che quelli che sono a Berlino, quelli che sono in altre città della Francia sono magari addirittura di più. C'è solo una difficoltà di censimento perché c'è meno raccordo con le burocrazie di quegli stati per riuscire a incrociare i dati. È tutto anche una questione difficile da quantificare, però credo che chiunque è all'ascolto ha nella sua rubrica del telefono almeno 1 o 2 emigrati, 1 o 2, qualcuno ce l'ha in famiglia. Un cuginetto. Io ce ne ho 2 a occhio. Io ho un sacco di amici. Un altro dato che diamo proprio così spot è quello dell'Australia, 22.000 soltanto l'anno scorso, più che nel 1950, che comunque è il periodo di grandi emigrazioni. Adesso arriviamo a bomba su Berlino, perché Berlino chiaramente molto meno di Londra, perché a Londra c'è una comunità italiana devastante, che abbiamo parlato di 250.000 persone. Chiaramente a Berlino c'è anche la barriera linguistica che non aiuta, l'inglese bene o male tantissime persone qui lo parlano, il tedesco se non si ha la passione o la dedizione per impararlo si rischia veramente di andare lì ed emarginarsi immediatamente perché non si sa la lingua. Ci sono tanti dati anche contrastanti, però si parla di circa 50.000 o 60.000 persone, 50.000 o 60.000 italiani che vivono a Berlino. Sì. E il dato è strano perché ci sono tante persone che vivono tra virgolette in nero, cioè non fanno un Anmeldung, come lo chiamano loro, cioè non si accreditano
come residenti a Berlino e sfruttando la circolazione delle persone di Schengen vanno lì e magari stanno parecchi mesi o forse addirittura anni senza Però, ecco, registrarsi. Prima poi di collegarci per sapere qual è la vita dell'italiano a Berlino, quantomeno che tipo di persone va lì, un dato diciamo appare lampante tra le chiacchierate che abbiamo fatto prima con Michele Sin e quella che faremo ora. C'è una parte di popolazione giovane che arriva dal Nord Africa e che si innesta in Italia, e al contempo però ce n'è un'altra parte altrettanto giovane, ma questa diciamo autoctona italiana, che ha proporzioni simili, che però sta emigrando allo stesso tempo verso nord, a sua volta verso C'è una continua migrazione verso nord. Gli islandesi si preoccupino, questa è la cosa. Va bene, quindi la battuta direi che introduciamo il nostro ospite, che è il direttore del magazine Berlino Cacio e Pepe. Andrea, ci sei? Sì. Pronto? Benvenuto. Benvenuto, sei in diretta. Allora, volevamo chiederti, siccome ci stavamo occupando delle emigrazioni dall'Italia, dato che oggi Cameron ha detto molto candidamente che gli italiani a Londra ce ne sono troppi, tu che comunque sei sul pezzo, ci puoi dire che cosa vedi, che cosa senti proprio nella viva carne di tutti questi italiani che comunque vengono a Berlino? Che persone sono, che profili hanno, età, titolo di studio, che speranze anche hanno? Penso che rispetto a anni fa a Berlino almeno arrivi ormai un po' di tutto. Magari negli ultimi 15 anni erano arrivati soprattutto laureati o aspiranti artisti, personalmente con un livello di istruzione molto alto o comunque abbastanza alto, che non trovavano soddisfazione o la possibilità di perseguire le proprie aspirazioni in maniera soddisfacente in Italia, e che per questo migravano verso la Germania, spesso anche non conoscendo il tedesco, ma sicuri che una volta che avessero appreso il tedesco avrebbero trovato un lavoro. Adesso mi sembra che arrivi veramente un po' di tutto, dalla persona che non ha finito neanche il liceo e viene a fare il lavapiatti, perché comunque il lavapiatti qua ha un contratto di lavoro, in molti casi, non sempre, perché anche qua ci sono gli abusi, un contratto regolare, alla persona che viene a fare il dottorato perché in Italia è stufo di aspettare per concorsi che spesso sono pilotati. C'è veramente un po' di tutto. Si sta creando una piccola a Berlino, perché il resto della Germania è un pochino più particolare, è meno cosmopolita, è meno accogliente, ma c'è veramente di tutto. L'emigrazione, l'emorragia dall'Italia è continua. Ecco, l'impressione, ma così, cercando di dare una lettura in teoria tutta da verificare, e magari lo facciamo assieme, è che i confini stanno ovviamente saltando e si sta creando una sorta di super repubblica composta dalle grandi città europee, tra cui possiamo mettere Parigi, Berlino, Londra, e se vogliamo metterci anche qualcosa di marginale in Italia e in Spagna, come se fossero delle composizioni appunto di queste città più omogenee, stranamente delle stesse composizioni che compongono le nazioni europee. Può essere secondo te, che fai parte di una comunità italiana all'estero, una lettura? Senza dubbio. Sicuramente ci sono due componenti da questo punto di vista che bisogna tenere a mente. La prima è sicuramente l'Unione Europea, ovvero parlando solo di italiani ma anche di spagnoli, hanno la possibilità di spostarsi in un paese più ricco e con più possibilità di lavoro come la Germania, senza nessun obbligo di dimostrare quanto guadagnino durante l'anno e potendo comunque godere dello stato sociale tedesco, che è uno stato sociale che addirittura aiuta le persone che non hanno lavoro a avere quantomeno dei soldi per l'affitto di casa e per sopravvivere. È un tipo di welfare che stanno sempre più limando e che probabilmente a poco comincerà ad escludere anche gli stranieri, perché c'è nel Trattato di Schengen delle piccole, come possiamo dire, dei piccoli scogli, o comunque non tutto equiparabile tra cittadini dell'Unione Europea, quindi si potrà fare anche una differenziazione tra italiani e tedeschi, spagnoli e tedeschi, almeno a livello di contributi da parte del welfare tedesco. Questa è la prima considerazione che bisogna fare. Con l'Unione Europea tutti possono andare ovunque e logicamente
chi ha la possibilità di parlare tedesco o ha il coraggio di mettersi alla prova viene in Germania. Il secondo punto è che sono aumentati i lavori da freelance, quindi anche andare in Spagna, che potrebbe essere considerato un paese in crisi, può essere un'opportunità, una scelta di vita che viene presa in considerazione da persone che non hanno la necessità di stare in un posto specifico per lavorare, che magari si portano il proprio lavoro da fotografo, da copywriter, da giornalista, tipo nel mio caso, in qualsiasi parte del mondo, dell'Europa, diciamo, perché è più facile da un punto di vista fiscale e anche organizzativo, burocratico, ma che sicuramente facilita questa migrazione verso le grandi città. La cosa che viene un po' strano pensare, o comunque con impressione, è che sono un po' di stranieri che vanno a vivere nelle grandi città italiane. Stranamente anche a Madrid e Barcellona c'è un maggior afflusso di stranieri rispetto a Roma e Milano, nonostante la Spagna economicamente non stia meglio dell'Italia. Ecco, quindi una frattura che c'è tra le grandi città, che queste sì, se vuoi, formano un circuito integrato su cui l'Unione Europea alla fine riesce a innestarsi, in qualche modo anche con degli effetti positivi per la capacità di spostamento, mentre invece l'Europa, quella che non è della grande città, ma che in qualche misura tiene in piedi la grande città, perché l'Europa dove ci sono le fabbriche, dove ci sono l'agricoltura, dove c'è il tessuto produttivo, invece sembra essere un'Europa che sta diventando sempre più scettica nei confronti di questa unificazione. C'è il fenomeno della Le Pen in Francia, ma molto diverso dalla Le Pen, ugualmente eurocritico, è Tsipras in Grecia, Podemos in Spagna, la Lega, il Movimento 5 Stelle in Italia. Potrei fare un lungo elenco, e andando a vedere la mappatura dei voti spesso si vede che sono realtà che prendono tanto nelle aree periferiche dei loro stati, di chi è tagliato fuori da questo circuito. Secondo te, facciamo una previsione sul futuro, quale delle due spinte vincerà? Quella all'unificazione, oppure questa che sembra essere in questo momento in accelerazione, ossia alla disunione di questa Unione Europea? Logicamente nei momenti di crisi la voglia di mantenere la ricchezza da parte di chi ce l'ha vince su qualsiasi altro spunto o considerazione di tipo culturale. Quindi chi ha qualcosa in più di certo ha meno voglia di condividerlo con chi ha qualcosa di meno. Nelle città non è le possibilità di guadagnare sono più estese, queste sono non legate per forza alla lingua, non sono per forza legate a l'esistenza stessa di una forza lavoro, mi spiego meglio. Mentre nelle fabbriche davvero un italiano può andare a competere con un tedesco per un posto di lavoro, magari chiedendo meno soldi, nelle città invece c'è una ricerca di qualifica un pochino più alta, e quindi questo problema di mi viene a rubare il posto di lavoro è meno sentito, perché effettivamente è meno frequente. Ma Non lo so, nel futuro, diciamo, in Germania il partito euroscettico è Alternative für Deutschland, che alle elezioni federali di un anno fa è andato abbastanza male, non ha raggiunto neanche il 5%, che era la soglia minima per entrare in Parlamento. È andato meglio alle elezioni europee e sicuramente è visto in crescita, è visto sott'occhio, ma è un partito di accademici che quando deve parlare di euro in maniera negativa e parla da un punto di vista economico molto molto alto, e non sono sicuro che avrà una grossa presa, o meno una presa analoga a quella del Movimento 5 Stelle o di quanto accade in Grecia, in Olanda o in altri paesi. Non è un partito che va semplicemente a sollecitare la pancia dell'elettore, e per questo non sono sicuro che almeno in Germania avrà mai un peso specifico. Bisognerà vedere come fra 3 anni saranno le alleanze di governo, perché la Merkel potrebbe doversi alleare con loro, perché sarebbe l'unico partito capace di superare la soglia di sbarramento che sia tra il centro e il centrodestra, e quindi può darsi che in quel momento potrebbe influenzare anche la politica tedesca. Fino a questo momento, almeno in Germania, perché diciamo lo che conosco meglio, è difficile pensare che l'euroscetticismo diventi dilagante. Anche perché la Germania ci guadagna con l'Europa, quindi, certo. E lo sanno molto bene anche i tedeschi.
Certo, volevo chiederti, ma tu hai visto un incremento di flussi di italiani a Berlino? Chiaramente Berlino è gigantesca, quindi non penso che... Però hai notato qualche cambiamento, e quali sono le reali possibilità di una persona che parte oggi alla volta di Berlino, che comunque è molto cambiata, è cresciuta, è diventata quasi, tra virgolette, inflazionata, e dicono si sia addirittura un po' chiusa? Dipende se conosce il tedesco e a che livello lo conosce. Questa è la discriminante maggiore. Ci sono dei posti di lavoro che sono aperti agli stranieri, anche che non stanno nel tedesco, che magari sono lavori in call center di grandi aziende che hanno portato a Berlino i propri centri operativi e che da qua mistano le chiamate che uno pensa di fare in Italia per l'assistenza clienti di eBay, ad esempio, e in verità sta parlando con un italiano che sta vicino a Berlino e che gli dà i suggerimenti. Per queste persone, quindi per questi tipi di lavoro non c'è bisogno di qualifiche specifiche, basta essere disponibili, saper parlare bene la propria lingua, avere un certo comportamento normale che non attiri, diciamo, le preoccupazioni del datore di lavoro. Per chi sa invece bene il tedesco le possibilità sono ampie, perché la Germania è abbastanza meritocratica, quindi se uno sa bene la materia per la quale si propone, delle possibilità ce l'ha sempre. Logicamente a parità di curriculum si preferisce un tedesco, perché il tedesco saprà meglio il tedesco, avrà una formazione più analoga a ciò che l'azienda cerca, se è un'azienda tedesca e cerca per posizioni che sono aperte anche ai tedeschi. A mio avviso Berlino non è la città migliore per andare a cercare lavoro in Germania, meglio andare a Stuttgart, Amburgo, Hannover, Monaco. Berlino è comunque una delle città più povere, è anche una delle città col maggior tasso di disoccupazione, ma è anche vero che il tasso di disoccupazione a volte è anche condizionato dal fatto che tanta gente viene qua e lavora e vive sulle spalle del welfare tedesco, quindi non si impegna davvero a cercare lavoro e in qualche modo influenza anche l'indice di disoccupazione, che viene citato come uno dei più alti della Germania. Chiaro, va bene. Quindi non è l'Eldorado senza dubbio, neanche per chi conosce bene la lingua, però ci sono tante possibilità, magari in land più sviluppati, con più prospettive di impiego, però in ogni caso ci sono molte più possibilità in Germania, questo lo confermi senza dubbio. Poi vabbè, Londra non c'è la barriera. Una cosa un po' che bisognerebbe pensare è che anche un lavapiatti normalmente qua ha un contratto di lavoro, quindi al di là della posizione lavorativa c'è una dignità per il lavoro che è maggiore. Non succede sempre, anzi spesso sono gli stessi datori di lavoro italiani che lavorano in Germania, che hanno un ristorante, i primi a trasgredire la regola e pagare il nero, ma non riguarda solo gli italiani, riguarda anche i tedeschi, perché i furbi stanno da tutte le parti del mondo, quindi anche qua. Perfetto, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Andrea D'Addio, Berlino Cacio e Pepe, bel blog, complimenti. Grazie mille Andrea D'Addio. Grazie, buon lavoro.
e adesso finiamo con London Calling. Pensavo fosse una canzone Ragazzi, pugliese. 250.000 italiani vi aspettano tutti a Londra, quindi aggiungetevi. Sì, è un po' alla una coda. sindrome da terra promessa. Sì, l'Eldorado, il sindrome Sì, Eldorado, potremmo Io chiamarlo. non posso capire l'Australia, perché l'Australia è Molto veramente un lontana, altro però pianeta. è lontana. È per questo che ha senso È la gigante, terra è promessa. grande 2 volte l'Europa, l'Australia. Dici è niente, gigantesca. quello può essere Guarda, affascinante. io ho più possibilità di fare serata a Sydney che qua, ho più amici là che qui. Sì, Ormai, davvero, c'è stata vedi? un'immigrazione, Però io adesso ne parte un'altra. quell'immaginario lì lo capisco, ma è una questione soggettiva. L'immaginario invece della fuga a Berlino, Londra, Parigi, io immagino che sia la fuga nella grande Ma città, io ti dico, io non che è sempre andrei- uguale a se stesso. A Londra si mangia molto male, diciamo la verità, a Londra si mangia molto male. Poi non c'è l'ostacolo linguistico, perché a Berlino se non sai il tedesco è lingua ostica, leggendariamente ostica. E poi è la grande città, cioè di per sé mi sembra congegnata per soffocarti. E vai nella piccola città, vai, non No, lo io so. sto bene dove sto, figure, sono qui nella radio fieramente più provinciale L'uomo del di mondo Caslino. a dire che casa mia è il posto dove vorrei stare. Ci se si può ascoltano stare. anche a Berlino, guarda, se vai in streaming Ci ascoltano anche a Caslino. abbiamo una va bene? frequenza a Pankow. Ma mi fa solo piacere, figurati, live in Pankow. Però Sì, dicevo, beh, come adesso hai chiamato, bisogna tirare fuori live in Pankow. Live in Pankow non abbiamo tempo, Bordo. Vabbè, allora niente, la prossima volta mandi i CCCP, anzi li mandiamo adesso. Vabbè, dai, Mandiamoli li adesso, mandiamo, live in Pankow. li mandiamo, l'ho detto. L'hai evocato e quindi adesso bisogna Dobbiamo andare. ascoltarlo, anzi lo stanno so. già andando, quindi ecco.